Al via con il generale Figliuolo, l'ex Maber di Villorba, la terza dose per immunodepressi, 160.000 persone in Veneto, nella Marca 12.000 superfragili da immunizzare in 2 settimane. Zaia, obiettivo 85% di vaccinati nella nostra regione. Il commissario traccia la roadmap per la terza dose, aggiorna le indicazioni su anziani e sanitari e sull'obbligo vaccinale dice falso problema, gli italiani hanno dimostrato di volersi immunizzare anche senza. Rientri pomeridiani sospesi da domani per la mancanza di docenti. Accade all'Istituto Comprensivo Mandela di Mogliano. 10 plessi coinvolti, pesanti disagi per le famiglie. Ecco le immagini della massa di giovanissimi che sabato pomeriggio a Treviso hanno creato il caos nelle piazze del centro, costretti a intervenire decine di vigili. Il comandante pronti a reprimere questi comportamenti. Bloccavano le navette scolastiche di Mom, azionando i freni di emergenza o piazzandosi davanti ai mezzi individuati dalla polizia locale. 3 bulli, 2 hanno appena 15 anni. Traffico lecito di rifiuti speciali dalla Campania al Veneto, inchiesta dei Carabinieri di Belluno e DDA di Venezia, 12 persone arrestate anche nella Marca. Girava in auto per il centro di Castelfranco con un'ascia, 52enne spacciatore di cocaina, bloccato e arrestato durante un controllo. Blitz dei Carabinieri di Castelfranco, Arese Pio X, chiuso un centro massaggi hard, la titolare cinese arrestata, via vai continuo di clienti, a chiamare sono stati i residenti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Le telegiornali di Treviso. Dunque, questi i titoli. Prima però vi facciamo vedere subito il sondaggio, o meglio rivedere il sondaggio che abbiamo lanciato nelle precedenti edizioni dei nostri telegiornali e che riguarda il dibattito sui tamponi in azienda, dibattito acceso da tempo e da giorni, ma poi incentivato dalla scelta di un'azienda trevigiana di pagare i tamponi ai propri dipendenti. Lo vedremo fra poco nel corso del telegiornale. E dunque vi stiamo chiedendo: tamponi per lavorare devono essere gratis ai dipendenti? Ovviamente 0422 162 6691 se per voi è sì, cioè dovrebbero essere gratis, 0422 162 6690 se per voi invece la risposta è no. Come sempre la chiamata è gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato, lo ripetiamo sempre perché il centralino, il cervello elettronico, registra la vostra scelta nel momento stesso in cui scegliete uno dei 2 numeri. E quindi questa sera durante i ring avremo anche l'esito del sondaggio per capire insomma come la pensate voi telespettatori su questo argomento spinoso e di acceso dibattito anche a livello nazionale. Allora, a Villorba per il via ufficiale della terza dose in Veneto ha scelto l'ex Maber di Villorba, il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid. Con lui c'era anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo arriva al centro vaccinale di Villorba accolto dal presidente del Veneto Luca Zaia. La sua presenza è il sigillo dell'avvio di una nuova fase, quella delle terze dosi. Si comincia con i pazienti super fragili, oncologici, trapiantati, immunodepressi in generale, 160.000 a livello regionale. Già 1 migliaio quelli che si inizia a vaccinare all'ex Maber. Zaia fa da cicerone, mostra la struttura al commissario, lo porta lì dove si preparano le dosi, ottimizzando, come fatto fin dall'inizio, il contenuto dei flaconi. Mi ricordo quando mi ha inviato il disciplinare su come tirar fuori una dose in più. I saluti ai cittadini in attesa che applaudono. Grazie, grazie a voi. Da dove sei? Il Veneto è pronto a somministrare la terza dose, cosiddetta booster, anche ad altre categorie come anziani e sanitari. Da qui la richiesta di Zaia al commissario. Noi vorremmo iniziare anche con le terze dosi per i grandi anziani, definiamoli così, gli over 80, i sanitari, perché stiamo parlando di persone che comunque hanno avuto in molti casi la loro prima inoculazione dal 27 dicembre 2020. Nei prossimi giorni si darà presumibilmente il via libera per l'RSA, gli over 80 e i sanitari che sono in prima linea. EMA ed FDA non hanno autorizzato la terza dose, ma per Figliuolo non è un problema. Non c'è bisogno di EMA ed FDA per la terza dose, noi abbiamo i nostri sistemi, c'è l'AIFA e quindi ci siamo abbiamo visto cosa fanno i paesi europei che sono vicini a noi e che ci fanno da riferimento, come la Francia o la Germania, cosa si fa al di là dell'Atlantico, cosa ha fatto UK, cosa ha fatto Israele. La comunità scientifica ha dato le indicazioni. Altrettanto netta la posizione rispetto all'obbligo vaccinale. Io direi che in questa fase siamo all'82%, fra un po' andiamo avanti.
Secondo me molto spesso si fanno discussioni quasi sul nulla. Io dico che gli italiani sono molto più intelligenti di quello che qualcuno vuole farli sembrare. Prova ne è che le prenotazioni sono passate da una media di 4.500 al giorno in Veneto a 21.000, mentre il numero dei contagiati diminuisce. 298 contagiati nelle ultime 24 ore sono decisamente un numero basso. Abbiamo un'incidenza che è scesa sotto l'1% dei tamponi che facciamo, ne facciamo dai 40 ai 50.000 al giorno. Se a questo ci aggiungiamo la dose booster, cioè la terza dose, si va nella direzione, io spero, di uscita dal tunnel e soprattutto di aver iniziato definitivamente la fase di convivenza con il virus, che è la fase endemica nella quale cominceremo, diciamo, a familiarizzare sempre di più e non avere i danni di prima. Fra poco sentiremo anche le voci di Villorba. Prima però, qual è il primo obiettivo dell'ULSS 2 Marca Trevigiana proprio sulla terza dose? Sentiamo il direttore Benazzi. Noi dobbiamo vaccinare 12.000 persone e contiamo di farlo entro i primi di ottobre, per poi, come giustamente ha detto il Presidente e il Generale, rivolgersi ai centri servizi e alle RSA, perché anche lì abbiamo persone fragili. Il primo obiettivo quindi è quello di coprire i 12.000 trevigiani più fragili e farlo in massimo 2 settimane, 1.000 circa al giorno. Le premesse al momento sembrano buone. Abbiamo il 100% di adesioni. È difficile perché qualcuno magari ha dei problemi, decide, invece qui devo dire evidentemente i sanitari sono riusciti a convincere le persone e portarle tutte qua. Terze dosi che adesso si sommano alle prime e seconde ancora in corso, che effetto dell'estensione dell'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori stanno conoscendo un boom che non si è arrestato nemmeno nel fine settimana. Noi stiamo registrando un 35-40% di adesioni in più rispetto a quello che avevamo fino all'altro ieri. Immunizzazione che ovviamente coinvolge la stessa popolazione scolastica. All'inizio della seconda settimana di lezioni, dice Benazzi, il numero totale di classi soggette a provvedimento è in diminuzione rispetto al picco di 35 registrato venerdì. La risposta dei giovani è buona, ma non ancora sufficiente. Abbiamo dai 12 ai 29 anni abbiamo avuto effettivamente numeri importanti, oltre il 67%. Noi chiediamo ancora, soprattutto ai genitori dei minori, di farsi carico di portare i loro figli a vaccinare perché li mettono in sicurezza. Appello che vale anche per le donne incinte nelle ore in cui migliorano le condizioni della futura mamma rimasta positiva al Covid in terapia intensiva. Ancora è stabile ma ancora a rischio. Noi ci auguriamo veramente di poterla anche lei, come dire, portare in pneumologia per poi portarla fuori definitivamente da questo rischio, perché ricordo a tutti, bisogna che le donne si vaccinino in gravidanza perché preservano loro stesse dal Covid ma soprattutto il loro nascituro. Allora torniamo nel centro vaccinale Alex Maber di Villorba e sentiamo allora le voci di chi ha ricevuto la terza dose, a partire dalla testimonial d'eccezione, la ballerina Caroline Smith. La ballerina Caroline Smith, padovana di adozione, giurata di Ballando con le Stelle, testimonial della terza dose di vaccino. La riceve con accanto il presidente del Veneto Luca Zaia e il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Si sente più sicura adesso? Sì, ma mi sentivo sicura anche con 2, però adesso mi sento meglio sicuramente con la terza va bene, perché devo girare, perché stiamo ballando con le stelle, che siamo circondati dalle persone, capito? Il vaccino è libertà? Certo, io voglio vivere, voglio uscire, voglio lavorare, voglio abbracciare le persone, voglio togliere le maschere, capito? Sì, è giusto, è libertà. Come la Smith, in tanti di differenti età hanno ricevuto la chiamata per la terza dose. Posso chiederle com'è andata? Bene. È venuto volentieri? Sì. Lui perché è un paziente oncologico, ha dovuto fare la terza, ma ci siamo trovati benissimo. Si sente più sicuro con la terza dose? Ma se mi hanno detto di farla vuol dire che c'è una componente che mi dà più sicurezza, senz'altro. Ho fatto il terzo vaccino. Già fatto? Sì, già fatto. Ed è contento? Bisogna fare i vaccini. Per me dovrebbero farlo tutti e basta. Qui è una questione che non finisce più, è una roba che non finisce più, di conseguenza e solo il vaccino può salvarci. Sarebbe stata per l'obbligo? Sì,
sicuramente sì. Si sente più sicura? Sì, decisamente, anche perché lavoro in un negozio e poi quando ho fatto la chemio ho dovuto rimanere a casa 6 mesi appunto e ho cercato sempre di rispettare quello che mi hanno detto i dottori, perché poi loro sono le persone che sanno. E quindi come si è fidata allora si fida adesso? Esattamente. È stata chiamata tra i primissimi. Sì, infatti non ero tanto convinta, però. Non era convinta perché? Non so, mi sembrava un po' presto, però alla fine. Quando ha fatto le altre 2? A maggio. Come ci si senta magari da fragile nel vedere che ci esita dall'altra parte chi magari è in salute? Forse dovrebbero provare cosa vuol dire star male, quindi sì, forse lo penserebbe in modo diverso. Una settimana di scuola, i primi problemi, ma questa volta non riguardano la DAD o il Covid, riguardano la mancanza di docenti. Rientri pomeridiani sospesi da domani proprio per la mancanza di docenti. È quanto succede nelle scuole dell'Istituto Comprensivo Mandela di Mogliano Veneto, notizia che ovviamente ha scatenato il subbuglio e la rabbia delle famiglie costrette a organizzarsi da un giorno all'altro, anche senza sapere quanto durerà questa sospensione. L'ufficio scolastico provinciale dice il problema, la causa è la rinuncia di numerosi docenti che erano stati appunto nominati. Sentite. Ci è arrivata la comunicazione via messaggio, via registro elettronico e l'abbiamo saputo così, insomma, dall'oggi al domani. Una comunicazione che per le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo 1 di Mogliano ha rappresentato una vera e propria doccia fredda. Il lunedì per mamma e papà è iniziato con l'avviso che da domani saranno sospesi i rientri pomeridiani nei 4 asili, le 5 primarie e nella scuola media a causa della mancanza di docenti tali da garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Facile capire come la notizia abbia irritato non poco i genitori che oggi hanno potuto usufruire regolarmente del servizio e che a 24 ore di distanza dovranno invece recuperare i figli al termine delle lezioni del mattino, con la necessità di rivedere l'organizzazione familiare affidandosi ai nonni o al supporto di altre mamme e papà, facendo insomma ancora una volta i salti mortali. Si fa sempre affidamento sulla capacità delle famiglie di reggere qualsiasi colpo, però non può funzionare così, insomma. Ci sono stati 3 mesi di chiusura e gli uffici avrebbero dovuto lavorare per le nomine, poi non sappiamo fino a quando si protrarrà questa situazione. Quando ho letto il messaggio della rappresentante stamattina ho detto ma come oggi per domani non si poteva comunque pensarci prima questa cosa. Crea disagi anche perché quando ti programmi che il pomeriggio la tua figlia sarà a scuola fino alle 3, 3 e mezza, per quanto non si sa, anche questo che crea un po' di angoscia, che non si sa per quanto tempo ancora. Oggi per domani trovare una soluzione all'ultimo non è facile, insomma. È la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale a spiegare i motivi di quanto accaduto. Noi col primo turno di nomine avevamo assegnato tutti i docenti, insomma erano tutti i posti occupati. Purtroppo avrà diverse rinunce, si saranno concentrate all'IC di Mogliano e quindi è successo che adesso le classi sono scoperte, però posso assicurare che noi entro mercoledì dovremo concludere il secondo turno di nomina. Da mercoledì la situazione potrebbe tornare alla normalità se i docenti nominati accetteranno l'incarico. Può succedere che anche col secondo turno di nomine i docenti che vengono individuati rinuncino perché sono, naturalmente scorriamo le graduatorie. Quindi incrociamo le dita e speriamo che adesso insomma, i docenti che accettano decidano veramente di prendere servizio. Noi entro mercoledì manderemo i docenti in classe, sperando, ripeto, che accettino. La vicenda dunque che resta ancora aperta, nel frattempo i genitori sono sempre più sul piede di guerra, lo vedremo, vi racconteremo anche domani se ci sono sviluppi su questa vicenda e se ci sono altre scuole nella stessa situazione. Vedete il sondaggio che abbiamo lanciato, tamponi per lavorare devono essere gratis, secondo voi? È un dibattito che si è aperto, che si è riacutizzato dopo la notizia della decisione di un'azienda trevigiana specializzata in prodotti biologici di pagare i tamponi ai propri dipendenti non vaccinati, reazioni che sono appunto molto forti. La posizione di questa azienda è una posizione del tutto, per carità, rispettabile, perché ognuno a casa sua fa quello che vuole, ha disponibilità per pagarsi i tamponi, bene a questa disponibilità, però non vorrei che venga magari sfruttata come una presa di posizione da parte di qualcuno del mondo dell'impresa
a favore di chi è contrario al Green Pass, di chi è contrario alla vaccinazione. Questa è la considerazione del presidente di Unioncamere Veneto Pozza di fronte alla scelta della dirigenza di Ecor Natura Sì, azienda di San Vendemiano che si occupa di prodotti alimentari biologici, di pagare i tamponi ai dipendenti che non intendono vaccinarsi, alla luce dell'estensione dell'obbligo Green Pass a tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. La certificazione verde, dice Pozza, è un primo passo sperando di arrivare all'obbligo vaccinale, altrimenti, aggiunge, da questa pandemia non se ne esce in un momento poi di ripresa economica. Vacciniamoci in modo tale da mettere in sicurezza noi per primi, la nostra famiglia, il nostro posto di lavoro e soprattutto la possibilità di avere un reddito, la possibilità di mantenere la nostra famiglia perché l'economia tira. L'invito ad immunizzarsi arriva anche dal direttore generale dell'USL 2 Benazzi, che a proposito della scelta dell'azienda biotrevigiana dice: credo sia anche, lo dico a loro, un brutto segnale per chi va a comprare da loro, perché indubbiamente io, se vado in un negozio, se vado a prendere anche cose alimentari, gradirei che quello che ovviamente mi fornisce gli alimenti fosse vaccinato. Il presidente Zaia sul tema tamponi per i lavoratori parla di una partita da affrontare a livello nazionale, ricordando le richieste dei governatori di rivedere i prezzi dei test. Abbiamo anche chiesto non solo di diminuire i prezzi dei tamponi, ma addirittura di prolungare la durata, quindi non le 48 ore ma pensare alle 72 ore. Questi potevano essere già due elementi per attutire il peso, visto e considerato che stiamo parlando di tamponi a persone che magari potrebbero vaccinarsi e decidono di non vaccinarsi. Una libertà vaccinale va rispettata, in presenza comunque di un servizio vaccinale che è gratuito. Sulla vicenda invece dei test pagati dall'azienda di San Vendemiano ai dipendenti, il presidente aggiunge: e questa è una forma sicuramente che poi organizzata porta un risparmio, perché se hai massa critica e tanti lavoratori probabilmente riesce anche a gestirla in maniera più agevole. La verità è che io spero che questo periodo finisca velocemente, non se ne esca con queste due fazioni sì, no, perché non ha nessun senso uscire dalla società spaccata a metà. La cronaca, torniamo a Treviso, baby gang nelle piazze e bulli sui bus. A Treviso preoccupa un fenomeno che vede coinvolti anche ragazzini dai 13 anni in su. Queste sono le immagini della massa di ragazzini dai 13 ai 18 anni che hanno invaso Treviso sabato pomeriggio. Si tratta di giovani che si sono ritrovati per assistere ad una rissa convocata via social. Un fenomeno preoccupante che ha visto impegnati decine di agenti di polizia locale. È difficile riuscire a garantire ogni sabato pomeriggio decine di agenti che vanno a presidiare tutte queste zone. Certo, lo faremo, metteremo in campo tutte le nostre azioni possibili, sia in termini di prevenzione che in termini anche di repressione, se necessita. Il sindaco Conte ha chiesto il DASPO urbano per coloro che sono arrivati a Treviso per la rissa, ma non solo. Ti avviseremo in questi giorni presidi degli atti e degli avvenimenti che sono successi davanti a questi istituti. Ma se questo è un problema, non meno gravi i fatti avvenuti sugli autobus di Mom. La denuncia arriva dal presidente Giacomo Colladon, che ha allertato immediatamente la polizia locale. Ragazzini che hanno fermato i bus in mezzo alla strada pretendendo di salire anche quando i mezzi erano al completo, oppure hanno azionato il freno di emergenza per scendere prima della fermata alla stazione dei treni. Alcuni agenti giovani del comando sono saliti sui bus mescolandosi ai ragazzi per verificare la situazione. Immediatamente sono stati individuati gli studenti più esagitati. 2 ragazzi di 15 anni si sono disfatti di hashish con delle dosi, mentre un 23enne ha spinto addirittura un agente buttandolo per terra. Questa persona è stata portata in comando e naturalmente denunciata per resistenza e violenza pubblico ufficiale. Bulli quando sono in compagnia, ma poi, una volta in caserma, sono scoppiati in lacrime. Il nostro appello è di grande responsabilità, soprattutto per le famiglie. Attenzione ai propri figli, perché veramente potrebbero rovinarsi la vita quando hanno 15 anni. Non escludiamo, termina il comandante della polizia locale, di poter posizionare delle telecamere nascoste all'interno dei bus nel caso dovessero ripetersi episodi del genere. A Castelfranco adesso, dove i carabinieri hanno individuato un 52enne, uno spacciatore che girava armato in auto anche con un'ascia.
Spacciava cocaina girando per le vie di Castelfranco armato di un'ascia con manico in legno della lunghezza di 40 cm, un arnese da taglio artigianale ed una pistola giocattolo priva di tappo rosso. A bloccare l'uomo, un 52enne del posto, i carabinieri. Sono stati proprio i militari che lo hanno notato, mentre in via Zanibelli si avvicinava ad un cliente e consegnava un piccolo involucro in cellophane. All'interno è stata trovata della cocaina, i due sono stati identificati. Per lo spacciatore è scattata la perquisizione. In auto sono state trovate le armi, mentre nell'abitazione ulteriori 3 dosi di cocaina, oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento della droga. Il 52enne è stato arrestato in flagranza per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e deferito all'autorità giudiziaria anche per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo si trova agli arresti domiciliari. Fra poco andremo a Riese Piodecimo con la cronaca per un centro massaggi hard scoperto ancora dai carabinieri. Prima però pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta. Come dicevamo prima della pausa pubblicitaria, andiamo a Riese Piodecimo e i carabinieri di Castelfranco hanno individuato l'ennesimo centro massaggi hard gestito da una titolare cinese. Da diverso tempo al centro massaggi gestito da una donna cinese in via Toti a Riese Piodecimo, i cittadini avevano notato un via vai di uomini soprattutto nel pomeriggio e nelle ore serali. Movimenti continui e sospetti, tanto da segnalare la situazione ai carabinieri. I nostri militari hanno iniziato una serie di attività e di riscontri, in particolar modo nelle vicinanze del centro massaggio, dove effettivamente hanno riscontrato la presenza di questi uomini, questo andirivieni copioso di uomini, che entravano e rimanevano all'interno qualche minuto e uscivano. Uomini di tutte le età che arrivavano, suonavano il campanello ed entravano nel centro massaggi orientali, collocato in una palazzina composta da diversi appartamenti. Massaggi sì, ma non solo. I militari hanno infatti accertato che all'interno la titolare 49enne aveva avviato una fiorente attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso effettivamente di riscontrare come l'attività illecita, accertata almeno dall'estate 2020, venisse svolta attraverso una consolidata prassi, appuntamenti fissati tramite telefono. Avvenivano telefonicamente, il numero di telefono era reperibile su siti internet dedicati dove i clienti interessati alle prestazioni rilevavano il numero di telefono che poi provvedevano a contattare direttamente. Il tariffario era conosciuto e disponibile ai clienti. Le tariffe prevedevano i 30 euro per il massaggio ordinario, al quale era possibile con un 20 euro ulteriori avere anche prestazione sessuale da parte della massaggiatrice di turno. Di turno perché la titolare alternava le giovani sostituendole periodicamente. I locali dell'attività adibiti a location destinate agli incontri con luci colorate suffuse, candele e profumatori vari, oltre a musica in sottofondo, nell'intento di rendere l'ambiente il più accogliente possibile, sono stati posti sotto sequestro. La titolare invece è stata posta agli arresti domiciliari. Ancora la cronaca, 2 incidenti in poche ore nel Trevigiano. Nella notte a Ormelle un'auto fuoristrada a bordo di una Fiat Punto, che vedete nelle immagini dei vigili del fuoco. Viaggiavano 3 giovani residenti a Motta di Livenza, un 19enne, un 18enne e un 23enne. 2 di loro sono stati portati in ospedale a Conegliano, mentre il terzo è stato ricoverato a Oderzo, tutti in condizioni di media gravità, fortunatamente non in pericolo di vita a causa dell'incidente ancora al vaglio. Invece nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, lo vedete nelle immagini, uno scontro tra 2 auto a Levada di Ponte di Piave e nell'impatto una delle auto è finita con le ruote all'aria. Entrambi i conducenti delle vetture fortunatamente sono praticamente usciti illesi dall'incidente. Torniamo a parlare di Covid, ormai di gestione della pandemia, ma anche di vaccinazione e di Green Pass, ma lo facciamo in un luogo particolare, il carcere Santa Bona di Treviso. Sono poco meno di 200 i detenuti al carcere di Santa Bona, il 95% dei quali vaccinato. Numeri snocciolati dal direttore della casa circondariale, Alberto Quagliotto, che traccia il bilancio di 1 anno e mezzo di Covid, nella struttura in cui, sottolinea, non ci sono stati focolai, segno che il rispetto delle misure di prevenzione messe in campo ha permesso di tenere sotto controllo il virus. Continua ovviamente lo screening e, quando necessario, la quarantena preventiva.
preventiva al momento dell'ingresso. Ovviamente chi ha il Green Pass, no? Magari chi è arrestato da fuori e che ha posto con la vaccinazione, viene fatto semplicemente un tampone e poi già allocato a vita comune con gli altri detenuti. E chi di loro non è ancora vaccinato segue una procedura specifica. Viene collocato per 14 giorni in una sezione a parte che è adiacente all'infermeria e da lì comincia il monitoraggio, quindi un tampone all'ingresso e un tampone al 12° giorno per accertarsi che non ci siano i sintomi e ovviamente non ci sia la positività al Covid. Finita la quarantena, finito questo periodo, si va alla vita comune. Risultato ottenuto grazie ad un'attenta campagna di sensibilizzazione dell'ULSS 2, sottolinea il direttore, rivolta alla struttura che conta 138 agenti della Polizia Penitenziaria, numero ancora sotto organico di una trentina di unità, e 13 dipendenti del personale civile. E sul Green Pass, a breve obbligatorio, conta di arrivare al numero tondo. Sono ancora pochissimi quelli che non hanno fatto il vaccino, non si contano sulle dita di una mano, qualcun altro invece perché non lo può fare, magari per motivi sanitari. Comunque credo che a breve raggiungeremo il 100%. E adesso le notizie dal Bellunese. La cronaca in primo piano, una novità nelle inchieste sui rifiuti illeciti, sul traffico di rifiuti illeciti. Un tempo, nel passato anche recente, i rifiuti illeciti che dal Veneto andavano verso la Campania, questa volta dalla Campania verso il Veneto. Un traffico scoperto dai Carabinieri di Belluno, della DDA di Venezia. Ci sono 12 persone arrestate in tutto il Veneto. Il servizio. 22.000 tonnellate di rifiuti speciali sono transitati per lo smaltimento negli ultimi 2 anni dalla Campania al Veneto, un traffico illecito messo in piedi da faccendieri senza scrupoli con il benestare di imprenditori veneti. È un'indagine imponente e nuova anche a livello nazionale, quella svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Belluno in collaborazione con il Gruppo Forestale sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia. E la dinamica riscontrata in effetti ci sembra nuova anche a livello nazionale. Abbiamo un passaggio di rifiuti dal sud verso il nord, probabilmente dovuto alla forte attenzione che c'è stata nelle regioni del meridione verso questo fenomeno. 12 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalle prime ore di stamani, delle quali una nel Bellunese, una nel Padovano, 3 nel Vicentino e una nel Trevigiano. Tutti a vario titolo sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e false fatturazioni. Altre 10 persone sono indagate perché responsabili di condotte analoghe ma ritenute meno gravi. Abbiamo messo alla luce un network dello smaltimento dei rifiuti con personaggi ben definiti, soprattutto nel mondo imprenditoriale e manageriale di questo settore e di settori affini come può essere quello della lavorazione delle plastiche. Plastic Connection, così è stata chiamata l'operazione, nasce a fine maggio 2019 dopo l'ennesima indagine sullo smaltimento dei rifiuti in discariche abusive che coinvolse la SAP di Fonzaso. Ci siamo accorti che presso alcune aziende del Veneto venivano accumulate una quantità di rifiuti abnorme rispetto alle deleghe che avevano per poter depositare questi rifiuti. Abbiamo calcolato che circa 22.000 tonnellate di rifiuti sono state trasportate e smaltite illegalmente nel territorio veneto. Per dare un'idea di quanto siano 22.000 tonnellate, basta pensare a Piazza San Marco ricoperta di rifiuti per un'altezza di 5 metri e una coda di tir per circa 7 chilometri. Tra gli arrestati c'è il sovramontino Alessio Dalla Santa, che anche stavolta ha un ruolo chiave nell'indagine, che ha messo i sigilli a 3 siti, oltre alla SAP di Fonzaso, la Emirates di Cartigliano in provincia di Vicenza e la Resines di Cavaso del Tomba nel Trevigiano. Nel mirino dell'arma anche siti produttivi a Tezze, Piazzola, sul Brenta e Rosà, fra Vicenza e Padova. Sequestrati i conti correnti, quote societarie e 1,5 milioni di patrimonio per la successiva confisca. I rifiuti speciali venivano inseriti nel ciclo produttivo delle aziende e successivamente accantonato in siti di stoccaggio o smaltito irregolarmente alla Veritas di Malcontenta con l'obiettivo di trarre vantaggi illeciti. Sicuramente l'uscita da quella che è la filiera della tracciabilità prevista e disciplinata dalla norma è sempre un fattore preoccupante, perché anche rifiuti non particolarmente contaminanti, potenzialmente contaminanti, possono creare problemi.
Due massi da circa 1 metro cubo ciascuno sono precipitati sulla regionale 203 Agordina tra Agordo e Ponte Massa. Il distacco si è verificato attorno alle 3 della scorsa notte e fortunatamente in quel momento la strada era deserta. I due massi hanno superato la rete di protezione, uno è caduto al centro della carreggiata, l'altro si è fermato sulla banchina di valle. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico con deviazioni sulla provinciale della Valle del Mis. Disagi questa mattina all'ora di punta con lunghi incoronamenti. Notata hanno operato i vigili del fuoco con le foto elettriche in attesa delle prime luci dell'alba, quando sono arrivati i rocciatori che hanno verificato le condizioni della parete. La 203 chiusa per quasi tutto il giorno è stata riaperta a doppio senso di marcia dalle 18:30 di stasera sino a domani alle 8:30 di domani. Da domani chiusura dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Quindi ci saranno queste chiusure per permettere di ripristinare la situazione sulla Agordina. Tornare a vedere grazie a una telecamera e una intelligenza artificiale è un dono che è stato fatto anche a 10 giovani studenti bellunesi. Vediamo come e perché. La cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti è tornata a leggere le fiabe ai suoi figli grazie agli occhiali super tecnologici che le hanno restituito l'autonomia perduta in seguito a una retinite pigmentosa che l'ha resa ipovedente. Come lei, anche 10 giovani studenti bellunesi iscritti all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Belluno oggi possono studiare, fare la spesa, incontrare amici grazie a questo prezioso ausilio che è stato loro donato da Fondazione De Rigo. Permette la lettura di qualsiasi cosa uno abbia davanti, quindi dal libro ma anche al pacco della pasta, alla banconota, una scritta sull'ascensore per capire dove ci si trova, e anche permette il riconoscimento facciale. Aiutare i ragazzi nella loro crescita sia formativa che di salute e di inclusione è la missione della Fondazione, che ha sposato il progetto lavorando a stretto contatto con l'Unione Ciechi di Belluno. La tecnologia nel nostro campo per noi ipovedenti e non vedenti ci viene molto incontro, soprattutto se si tratta di strumenti non invasivi. Orcam è una telecamera agganciata all'occhiale che scatta una foto e in 2 secondi legge il testo di qualsiasi cosa si trovi davanti. Riconosce i volti delle persone che archivia in una banca dati, i colori, i codici a barre dei prodotti. La tecnologia israeliana è stata lanciata nel 2015 e in breve ha fatto il giro del mondo. Sabato Orcam è sbarcata a Belluno, un'iniziativa importante, un'occasione per fare il punto sul tema sociale della disabilità visiva e sulle nuove opportunità offerte dalla tecnologia. Lo sport in chiusura, weekend a Cardiopalma per il pilota feltrino Axel Bassani, al suo debutto quest'anno nel campionato mondiale di Alex Bassani, il suo debutto nel campionato mondiale di Superbike. Sabato nel Gran Premio in Catalogna, per Bassani il giorno più bello della carriera motociclistica, podio e secondo posto. Ieri il pilota di Seren del Grappa, rivelazione di quest'anno, è arrivato sesto in Super Pole e ottavo in gara 2, ma primo fra i team indipendenti. Bassani, poco più che ventenne, il più giovane tra i piloti di Superbike, ha mostrato grinta e caparbietà e certamente è soltanto l'inizio. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera dalle 21:15, da non perdere in apertura un'intervista esclusiva con Sara Scolaro, la moglie di Walter Onichini, il macellaio padovano in carcere con la condanna dopo l'accusa di aver sparato e ferito il ladro che era entrato in casa sua. In questi giorni si sono moltiplicate le visite in carcere. Oggi abbiamo visto nel telegiornale del Veneto la visita del segretario della Lega Salvini, sabato l'ha toccato Fratelli d'Italia. Insomma, la richiesta è quella di una grazia per Onichini. Ci sarà la moglie dunque di Onichini, Sara Scolaro, intervistata dal vice direttore Ferdinando Avarino, e poi tanti temi, ovviamente la politica, il Covid, il Green Pass, l'economia, con Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega, Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico, e Marco Bonet del Corriere del Veneto. Ci sarà anche l'esito del sondaggio che abbiamo lanciato in questi telegiornali dal Veneto in poi. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento. La giornata di martedì 21 settembre sarà dunque caratterizzata da un tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto sarà asciutto, al mattino non si escludono locali addensamenti in alcuni settori della nostra regione, ma senza piogge. Per il resto ampio soleggiamento e cielo sereno o velato. Venti in pianura moderati da nord-est. Uno sguardo alle temperature minime tra 10 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole prevalente con qualche annuvolamento, specie in montagna, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, cielo a tratti coperto, specie nelle ore pomeridiane, ma non sono attese precipitazioni. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.